Buongiorno, come sempre ben ritrovati con ore 13. Oggi siamo in versione salute, quindi vi ricordo subito il numero telefonico per intervenire: 049 4906 054. Buon venerdì a tutti quanti, e tra l'altro oggi è iniziata l'estate, le raccontano così, ce lo dice la scienza, e in questa giornata così particolare, così lunga, la più lunga dell'anno, ma forse speriamo non la più calda, parliamo di qualcosa di molto importante, ovvero come proteggerci dagli insetti, in particolar modo dalle zanzare, per evitare che poi si possano sviluppare alcune malattie, e guarderemo anche la modalità con la quale l'ULSS Polesana tutela anche le persone in condizioni di fragilità con il caldo. Ho il piacere di avere in studio con noi Simone Martini, consulente entomologo dell'ULSS 5 Polesana. Benvenuto. Buongiorno. Entomologo è colui il quale? Colui il quale studia gli insetti. Insetti, bene, non svegliamo oltre. Poi il piacere di avere in studio con noi Margherita Bellè, dirigente del servizio dell'unità operativa semplice di promozione salute e screening dell'ULSS 5 Polesana. Benvenuta. Buongiorno a tutti. E un ritorno di Domenica Lucianò, direttore della funzione territoriale dell'ULSS 5 Polesana. Ben ritrovata, dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, il 6 giugno 2019, quindi circa 2 settimane fa, è iniziata la sorveglianza del virus del West Nile. Uno dice, ma cos'è questo West Nile? L'anno scorso ne abbiamo sentito parlare parecchio, da anni l'Italia è zona endemica, in particolare la nostra regione, e quindi i comuni, specialmente poi durante l'inverno del 2018, sono state attuate una serie di iniziative per tutelare la nostra salute, perché l'80% delle persone che vengono punte dalle zanzare non magari sviluppano nessun tipo di malattia connessa a questo virus, però quel 20%, e di quel 20% poi, se è una persona che è magari immunodepressa, può andare incontro a situazioni molto gravi. Allora, Margherita Bellè, i dati ci raccontano che tra il 2008 e il 2018 sono stati segnalati 457 casi di malattia neuroinvasiva, perché il West Nile, questo virus, è un po' maledetto e va a colpire anche il nostro cervello. La circolazione del virus è in 14 regioni italiane, anche la nostra. Nel 2018 si sono parlati di 606 casi, 239 hanno avuto una forma neuroinvasiva in 6 regioni, compresa anche la nostra, 299 casi di febbre confermata, 68 identificati da donatori di sangue asintomatico. Allora, io vi ho dato questo spettro di informazioni, non dobbiamo spaventarci, però all'ULSS 5 Polesana state facendo lo sprint. Sì, l'ULSS 5 Polesana, vedendo che dal 2008 allo scorso anno questo problema è sempre stato presente, qualche anno più, qualche anno meno, l'anno scorso, vista l'esplosione di casi che ci sono stati, si è pensato opportuno di predisporre degli interventi coordinati, e quindi l'ULSS si è fatta carico del coordinamento di questi interventi di disinfestazione a livello di tutti i comuni dell'azienda, proprio per avere un comportamento univoco e soprattutto coordinato da esperti, in maniera tale che non ci fossero comuni che effettuassero più interventi, meno interventi del necessario, o interventi a spot in momenti che non serviva, ma ci fosse proprio una regia comune. E questo è l'obiettivo di quest'anno e probabilmente per gli anni futuri, e la nostra azienda è praticamente il primo caso in tutto il Veneto e credo anche in Italia. Diciamo, una buona prassi da azienda che fa un esercizio, uno sforzo, inizia, quindi il numero 1, per poi diventare una prassi consolidata, uniformata alle altre, quindi fate da progetto pilota praticamente. Un progetto pilota. Senta, è chiaro, non bisogna nascondersi dietro un dito, ci sono stati anche i decessi, vi voglio ricordare che c'è un caso ogni 1000 provoca l'encefalite letale. In Italia ci sono stati 49 decessi tra i casi di neuroinvasivi. Certo. Purtroppo, come abbiamo detto, le persone che presentano situazioni già precarie di salute, hanno
condizioni difficili sono i soggetti più facilmente aggredibili da Certo. questo virus che viene trasportato da un odiosissimo vettore. Ora, tutti noi ci siamo recati molto spesso, non so, ad acquistare oggetti strani, la racchetta, la paletta elettrica, il laser, il controlaser, poi alla fine punti il doppio. Allora io guardo il nostro entomologo, colui il quale sa tutto su queste odiose bestiacce che in Italia si racconta ci siano 60 specie di zanzare, poi lei me lo confermerà, 3.000 circa nel mondo, poi ci sono 3 grandissime famiglie che le piace tanto vivere vicino a noi, agli esseri umani. È così, caro entomologo. Sì, è proprio così. Allora, in Italia abbiamo più di 60 specie di zanzare, recentemente sono state segnalate anche 2 nuove specie invasive in Veneto nel 2011 e nel 2018 e le zanzare ci accompagnano un po' tutto il periodo estivo. Perché? Perché hanno un ciclo biologico particolare, nel senso che hanno le larve, i giovani delle zanzare, si sviluppano in acqua e spesso nelle nostre ambienti, nei nostri territori, abbiamo tutta una serie di situazioni all'interno delle aree private, delle aree cortilive, dove spesso troviamo delle piccole raccolte d'acqua, delle situazioni che creano del ristagno idrico, dove le larve riescono a svilupparsi e a riprodursi. Oh, questo è molto importante, allora vi ricordo 049 4906 054. Allora, l'ULSS è lì che ha la fascia sulla fronte perché è impegnata in opere di disinfezione, consegna delle pastiglie a domicilio, insomma, a informare la popolazione. Poi noi siamo un po' birichini, mettiamola così, e ci piace tanto avere il vasetto, il fioretto. E come infatti si vedono anche dalle foto, che stanno, ad esempio i copertoni dove si creano dei ristagni d'acqua, questi sono dei bidoni, dei rifiuti lasciati lì all'aperto dove l'acqua permane per molto periodo, dei lavelli che spesso troviamo negli angoli più remoti di un giardino, cavità d'alberi, secchi, bidoni, caditoie, sottovasi dove anche diamo l'acqua tutti i giorni ai fiori, bidoni che vengono utilizzati per annaffiare e irrigare il giardino, rappresentano proprio dei siti, dei luoghi dove le zanzare riescono a svilupparsi e riescono a trovare delle condizioni favorevoli per completare il ciclo biologico. Quindi è importante, poi lo vedremo magari più avanti, come il contributo di ogni cittadino possa in qualche modo contribuire al controllo, alla riduzione delle zanzare nell'area pubblica proprio attraverso l'eliminazione e la riduzione della presenza di queste raccolte d'acqua presenti nel nostro giardino. Ok, quindi le immagini che voi avete visto ci lasciano anche un po' così sorridenti, perché non pensiamo mai che il nostro vasetto, il nostro sottopiatto del vaso, il sottovaso, possa con quel centimetro d'acqua essere come dire, un brodo primordiale per queste bestiacce. Invece sì, e in quanto tempo nasce una zanzara? Allora, la zanzara riesce a svilupparsi nell'arco di una settimana, 10 giorni, a condizioni di temperatura dell'acqua superiori ai 25 gradi centigradi, che è la temperatura che troviamo proprio in questo periodo estivo dove l'acqua si riscalda molto facilmente. Abbiamo le femmine che effettuato il pasto di sangue, perché poi all'interno delle zanzare sono solo le femmine che effettuano il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono per lo più di sostanze zuccherine, depongono le uova in prossimità dei luoghi, degli ambienti dove poi si creano dei ristagni idrici, quindi pensiamo ai sottovasi, come hai visto, tombini, bidoni, e poi le uova, una volta che ovviamente a contatto con l'acqua, riescono a schiudersi nell'arco di 24-48 ore, nell'arco di una settimana compaiono gli adulti che sono già pronti ovviamente ad effettuare il pasto di sangue e a rideporre poi le femmine le uova e quindi riattivare un ciclo di riproduzione. Se vampiresse, non c'è par condicio con le zanzare, no. Non possiamo accusare il maschio, vabbè, ce ne faremo una ragione, purtroppo. 049 4906 054, se avete delle domande sulle zanzare, abbiamo qui il nostro entomologo, un esperto, volete sapere invece qualcosa di più sul virus della West Nile, siamo sempre qui a disposizione. Noi ritorniamo dopo la pubblicità, andiamo a parlare con la dottoressa Lucianò, perché da un lato dobbiamo difenderci dalle zanzare, dall'altro dobbiamo difenderci dalla bella stagione, ci siamo lamentati per un mese di pioggia e di freddo assurdo, adesso però abbiamo il problema opposto. A dopo.
Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 4906 054. Mi dicono dalla regia che ci sia una telefonata. Pronto, buongiorno? Pronto? Pronto? Abbiamo la telefonata? Eccoci. Signore, signora, pronto, buongiorno? È stato punto da una zanzara, era al telefono. Allora, speriamo proprio di no. Allora, 049 49 06054, se volete intervenire siamo qui a disposizione, perché appunto stiamo parlando di come proteggerci dalle zanzare e poi cercare di capire insomma anche gli eventuali sintomi, perché bisogna stare sempre attenti anche d'estate, e anche gli anziani come li tuteliamo, dottoressa Luciano. Me lo dice dopo la telefonata, è ritornato. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Adriana, da Montepezzona. Buongiorno Adriana. Ma a un certo momento non possiamo neanche più tenere un fiore perché ci sono le zanzare e non dobbiamo neanche annaffiare i fiori, allora non c'è un sistema per debellare questo insetto. Lei ha tanti, signora Adriana, lei ha tanti fiori? Sì, ne ho abbastanza, dico sempre di tenerne pochi, perché quest'anno ne ho già molti di più e non ho 20 anni. Ah vabbè, fa concorrenza all'Olanda, ho capito, ai Paesi Bassi e così. No, beh, non proprio l'Olanda, ma insomma un po' più mi piace, ma insomma un po' di colore sui balconi, il terrazzo, il giardino è bello. Di tutti i tipi, guardi, di tutti i tipi. Vabbè, allora adesso io le faccio dare una... Sono belli, voglio dire... ornano anche la casa, a me piacciono, ecco. Brava, anche a me, sono d'accordo. Allora, signora Adriana, le faccio dare una risposta rapidissima dal nostro entomologo. C'è una possibilità di un sistema per poterle tenere lontano. Insomma. Va bene, le faccio dare subito una risposta. Grazie signora Adriana. Allora, una risposta rapida che poi andiamo dalla Luciana. Sì, allora, innanzitutto è importante, se l'acqua non permane più di una settimana, quindi il sottovaso va in asciutta anche per poche ore nell'arco di una settimana, le zanzare non riescono a svilupparsi. Altrimenti in commercio esistono dei prodotti larvicidi, delle compresse, che si possono acquistare, ad esempio nel Polesine c'è una convenzione con l'azienda sanitaria dove nelle farmacie si possono trovare dei larvicidi a prezzo calmierato, da applicare proprio periodicamente, una volta al mese, nei focolai dove le zanzare si sviluppano, quindi anche nei sottovasi. La signora non è che deve svuotare sempre il suo sottovaso, perché ho 200 fiori, 200 vasi. L'importante è deve applicare dell'insetticida o utilizzare dell'acqua già pretrattata. Pretrattata. Allora, signora Adriana, faccia l'acqua pretrattata, la sistema. La tratti eventualmente un bidone, un contenitore, ci applica una compressa, una pastiglia che va bene per più di 40 litri, poi lei innaffia i propri fiori con l'acqua già trattata e quindi non si sviluppano le zanzare. Vedi che questo è un ottimo consiglio, quindi comprate, se avete questo bidone che comunque l'abbiamo visto prima anche nelle foto, ci buttate dentro la pastiglietta e avete l'acqua trattata. Sì. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco. Volevo chiedere informazione. Dica. Io so che almeno che mettendo un pezzo di rame crudo nell'acqua si evita la formazione delle uova, perché le uova praticamente alterano l'acqua, non danno più possibilità alle zanzare di riprodursi. È vera o è una cosa così? Questa leggenda metropolitana del rame e dell'argento. Signor Franco, le faccio dare una risposta dal nostro entomologo. Grazie. 049 4906 054. Allora, guardi che lei è responsabile di quello che sta dicendo. Sto pezzo di rame. Sto pezzo di rame innanzitutto. Non sarà come il DVD in macchina in attesa che ti sparino il telelaser. Allora, purtroppo il rame non ha un'efficacia provata e documentata a livello scientifico. Agisce sulle larve, però non appena si ossida l'efficacia quindi viene a decadere. Pertanto io le consiglio eventualmente o di svuotare i contenitori, utilizzare altri sistemi con prodotti che sono in qualche modo autorizzati per l'impiego proprio del controllo delle larve. Manco l'argento
E manco l'argento. Bene, ci siamo giocati il secondo e il terzo posto alle Olimpiadi. Ecco. 049 49 06 054. Come abbiamo sentito, ci ha chiamato anche la signora, per esempio Adriana di Montebelluno, ha detto non ho una certa età e gli piacciono tanto i fiori. Allora, dottoressa Luciano, la nostra telespettatrice, speriamo vada ad annaffiare i fiori non sotto la candela del luna, ecco, perché insomma voi date delle indicazioni importanti. Certo. Ce le racconti? Per prevenire i danni alla salute legati appunto a questi picchi di temperatura e di innalzamento appunto anche soprattutto anche della umidità, bisogna agire tempestivamente. Anche quest'anno la nostra azienda USL, anche con l'esperienza maturata negli anni, e anche dare adempimento a quelle che sono le linee di indirizzo della Regione, che ogni anno invia appunto gli interventi che le aziende USL devono garantire. Bisogna coordinare tutta una serie di interventi sia di tipo preventivo sia di tipo assistenziale, con particolare riferimento a quella che è considerata la popolazione a rischio, in particolare gli anziani. Ma come categoria a rischio parliamo anche dei bambini, degli anziani, diciamo in generale, non esclusivamente la categoria, diciamo, tutte le persone bersaglio, che sono gli ultra 75enni, ma anche quelli con patologie tipo il diabete, l'ipertensione. Però naturalmente l'attenzione va posta agli ultra 65enni con patologie croniche invalidanti, ma soprattutto quelli bisogna focalizzare su quella popolazione che vive in solitudine e in condizione socio-economica di disagio. Senta, allora poi continuiamo, porti pazienza, ma ci chiamano da casa e stiamo scatenando un po' anche la curiosità. Pronto, buongiorno. 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 Volevo chiedere un'informazione. Io, sarà da 4-5 anni, ogni anno ho provato di tutto. Prendo, ma non mi dicono che non sono le zanzare, che sono il tarlo del legno. Il tarlo Può essere vero o no? Ma scusi signora, un secondo. Il tarlo del legno dove? In casa? Cioè lei in casa sì, che io tengo la legna per l'inverno. Quindi sulla legna che lei tiene per fare il fuoco, per scaldarsi d'inverno, dice che ci sono i tarli del legno che la pungono. Ma mi dice il dermatologo, perché sono andata al dermatologo, ho dovuto andare anche al pronto soccorso perché ero piena di punta, perché mi pungono e mi fanno una macchia rossa e dopo al centro. Ma la mattina, il pomeriggio o la sera? Come pulso sembra. Senta signora, ma lei queste punture se le becca la mattina, il pomeriggio o la sera? Faccia mente locale, perché questo può aiutarci. Guardi, io non so, mi trovo punta che non so neanche quando, l'ora. Allora, vabbè, allora signora, cerchiamo di farle dare una risposta rapidissima dopo che la dottoressa Lucianova, il nostro entomologo, si spruzzi comunque, nel dubbio si spruzzi. Grazie signora, le faccio dare la risposta. Allora, dottoressa Lucianova, quindi avete messo in pratica delle buone prassi. Azioni. Quindi voi cosa mandate a casa? Delle informazioni, dei volantini, telefonate? Come agisce il vostro progetto? Noi agiamo, il nostro piano prevede innanzitutto la sorveglianza meteorologica. Che cosa vuol dire? Gli uffici regionali quotidianamente inviano il bollettino climatico e nelle giornate di disagio intenso e prolungato il bollettino viene inviato anche alle aziende USL. Le aziende USL, noi nella nostra realtà abbiamo individuato nella COT il punto di riferimento poi per portare a conoscenza, quindi a comunicare a tutti gli attori che diciamo, hanno partecipato, che sono coinvolti nel piano di emergenza e tutte le istituzioni, viene inviato il bollettino appunto di allarme climatico.
per cui viene inviato, faccio l'esempio, anche ai medici di medicina generale che devono porre particolare attenzione ai pazienti, ai loro pazienti che seguono e che sono in cosiddetta assistenza programmata, quindi a domicilio, si tratta di pazienti certo non sì, deambulabili. Se venga a trovarmi in ambulatorio, sono le 11:30, tanto è vero, di famiglia. Tanto è vero pure che nel periodo estivo da luglio al 15 di settembre i medici hanno la possibilità di proporre ulteriori pazienti da inserire nella cosiddetta assistenza programmata, quindi gli si dà la possibilità di aumentare il numero per avere la possibilità di andare a vederli a domicilio con degli accessi, diciamo, più ravvicinati rispetto al semplice accesso che eseguono come, diciamo, come medico di medicina generale, ecco, per dare questa possibilità qui. Altri interventi sono stati coinvolti anche i medici della continuità assistenziale a porre particolare attenzione quando vengono chiamati e ravvisano situazioni, diciamo, di disagio per le problematiche che abbiamo detto prima, persone che vivono in solitudine o in condizioni ambientali diciamo poco favorevoli, di segnalare i pazienti alla COT, perché come dicevo prima, che è la centrale operativa territoriale, alla quale diciamo, la nostra azienda ha affidato sia la sorveglianza meteorologica, come ha detto, quindi le comunicazioni del disagio climatico, quindi l'allarme climatico, sia di ricevere le segnalazioni, verificare il bisogno e attivare le cosiddette, noi le abbiamo definite risorse attivabili, cioè nel senso, sulla base del bisogno attivano il medico di medicina generale se c'è bisogno di una visita, di un controllo, il SUEM se c'è diciamo, se le condizioni prevedono eventualmente un ricovero in pronto soccorso, oppure anche se il disagio è legato a situazioni socioambientali, quindi possono anche, abbiamo fatto degli accordi, abbiamo chiesto la collaborazione alle strutture residenziali per l'accoglienza sia nelle ore diurne sia anche posti letto nelle ore notturne per queste persone, per superare il momento delle giornate dell'allarme climatico prolungato, perché può anche durare più di un ci giorno. Raccontano che dovrebbe arrivare un po' di refrigerio tra sabato e domenica, ma probabilmente pioverà, evaporerà e sarà peggio di prima, e poi ci parlano sempre di questo. Una volta avevamo il nostro caro vecchio anticiclone delle Azzorre, adesso abbiamo l'anticiclone africano che ci spinge. Allora noi abbiamo in sospeso, io devo andare in pubblicità, una risposta. Questa signora dice, son punta, il dottor detto è il tarlo del legno. Lei che è entomologo, sul tarlo del legno, no, punge. allora non è il problema, la puntura che avverte la signora probabilmente sono legate alla presenza di un parassita del tarlo del legno. Ah, un parassita del tarlo del legno, che sono dei betilidi, delle piccole vespe, che si depongono le uova all'interno proprio dei buchi creati dal tarlo nel legno, quindi si sviluppano sulle larve del tarlo, e queste punture di vespa determinano questi pruriti, questa irritazione che la signora avverte. Quindi è opportuno intervenire bonificando il mobile dalla presenza dei tarli, perché eliminando i tarli si elimina anche il parassita. Quindi la signora deve spruzzare sulla legnaia un prodotto. Sulla legnaia, e deve eliminare la legnaia, deve eliminare i tarli per poter risolvere il problema. Le vespe che si sviluppano sui tarli del legno. Mamma mia, che complicato che è lo scleroderma domesticum si chiama. Scleroderma domesticum. Guardi, senza tanto, cioè, con tutto rispetto per il dottore, scleroderma domestico. Avete capito quanto sono intelligenti gli animali? Si crea un habitat per uno e uno lo occupa. È così. Noi continuiamo a parlare di zanzare, West Nile e di tutte le buone prassi per tutelare la salute di tutti, e siamo con l'US5 Polesana 049 49 06 054, pubblicità, a dopo.
Eccoci qui, siamo rientrati con la diretta 049 4906 054. Eravamo ancora colpiti da questo tarlo, da questa Vespa signora che ci ha chiamato perché dice vengo punta probabilmente quando vado a prendere la legna o nella zona della legnaia. Insomma, sono pestifere anche queste vespette. Allora, con la nostra dottoressa Margherita Bellè continuiamo a fare il punto della situazione. Quindi, come abbiamo sentito, è molto importante informare il cittadino, sia nei casi di picchi di calore per le persone in condizioni di fragilità, ma informare anche il cittadino che ci sono a disposizione degli strumenti e dei mezzi per insomma, cercare di lavorare tutti insieme, perché se io lascio i sottovasi, i bidoni, la vasca in campagna, poi dopo il problema ce l'avete voi perché avete le emergenze. Allora, senza allarmarci, però la West Nile è un problema, questo virus del Nilo occidentale. È un problema sanitario, evidenziato negli ultimi anni, che si può però fronteggiare avendo cura di adottare certi comportamenti adeguati, tipo l'utilizzo costante quando si esce di questi repellenti cutanei che ormai sono diffusissimi, li troviamo nelle farmacie e nei supermercati, noi lo diamo anche come indicazione quando le persone si recano all'estero per i viaggi in aree tropicali, in aree particolarmente calde dove le zanzare sono molto attive e non solo le zanzare, per cui ci sono dei repellenti cutanei particolarmente potenti e che devono essere usati con attenzione, per cui vanno distribuiti in maniera omogenea su tutto il corpo, anche a livello dei capelli eventualmente, perché il cuoio capelluto può essere appunto anche quello, le orecchie, bisogna stare attenti alla zona degli occhi. Poi amano molto le caviglie, vero? Amano le caviglie, le zanzare, le caviglie e i piedi, probabilmente dicono perché ci possono essere dei batteri che si sviluppano in maniera particolare in alcune zone del corpo. Che li aiuterebbero a succhiare sì, meglio il sangue, sì. E quindi prediligono determinate zone del corpo. E bisogna stare attenti con i bambini, per cui bisogna seguire con attenzione le indicazioni che sono scritte nei repellenti, perché sono comunque delle sostanze che hanno una loro tossicità, quindi usarli ma non eccedere e usarli in maniera appropriata rispettando le regole che sono scritte sui prodotti stessi. Allora, io ho la telefonata, voi avete fatto i trattamenti antilarvali, giusto, nelle aree anche private, anche pubbliche, perché siete molto nelle aree efficaci. Pubbliche vengono fatte attraverso appunto questa grossa campagna di disinfestazione coordinata dall'ULSS. Per le aree private ovviamente invece deve pensarci il privato. Però in molti comuni dell'Uspolesana hanno consegnato le pastiglie. Qualche comune ha consegnato le pastiglie, però soprattutto è stata fatta questa convenzione con le farmacie per avere un prezzo inferiore delle pastiglie da mettere all'interno dei tombini, delle caditoie. Però poi è fondamentale che siano le singole persone che abbiano questa sensibilità di utilizzare effettivamente questi prodotti all'interno dei tombini, di vuotare questi recipienti e quindi di non avere queste raccolte d'acqua, e questa è legata proprio alla sensibilità della persona. Insomma, il singolo per la collaborazione e il benessere della collettività. 049 4906 054, poi quando torni dal viaggio è meglio che ti controlli perché magari ti porti qualche animaletto. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego, buongiorno. Sono Rocco Paolini da Caerano San Marco. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa. C'è qualche individuo, essere umano, che è immune dagli insetti che ci pungono? Che bella domanda. Magari. Per chi è credente a fede penserà che Dio ha creato tutto per una certa logica. Guardo il nostro entomologo. Allora, che immune no, ci sono persone più o meno sensibili perché come tutti gli insetti, in particolare le zanzare, che le femmine che abbiamo detto che sono le uniche che vanno a effettuare il pasto di sangue, poi la scelta dell'ospite da parte della zanzara è legata a una serie di segnali che l'ospite ovviamente rilascia nell'ambiente. Pensiamo al fatto che respiriamo, emettiamo anidride carbonica. L'anidride carbonica è un segnale che ovviamente dà a indicare alla zanzara che c'è presenza di vita, quindi c'è presenza di un organismo a sangue caldo che può essere punto. Il sudore è formato da una serie di
componenti di acidi grassi, acido lattico, che sono diversi da persona a persona. Pertanto ci sono persone più punte, persone meno punte, dal metabolismo, dall'attività fisica. Un bambino che corre, che suda molto di più, è più punto rispetto a un adulto o magari ad un anziano. L'anziano tante volte non si rende neanche conto di essere punto, ma sono anche le persone in qualche modo più esposte al problema, pensiamo, della West Nile, per le quali bisogna poi dare una serie di indicazioni, l'uso di repellenti o eventualmente l'uso di zanzariere o altri sistemi per ridurre la probabilità che entri in contatto col potenziale vettore. Senta, allora la cosa fondamentale è spruzzarsi se si fa attività fuori, questo chiaramente, però voglio spruzzare una lancia anche in favore, faccio l'avvocato della zanzara, però la zanzara è fondamentale, ci piace tanto vedere le rondini, ci piace tanto vedere insomma tanti tipi di uccelli, se non ci fossero i micro insetti, gli insetti è tutto un ciclo perfetto, no? Certamente, no. Allora, le larve di zanzara si nutrono di materiale organico, quindi comunque entrano nel ciclo di decomposizione del materiale organico che troviamo nell'acqua. Gli adulti sono cibo per altri pipistrello che tanto odi, rospo, i balestrucci, e pertanto entrano anche loro all'interno di quella che è la catena alimentare. Ovvio che noi quello che dobbiamo cercare all'interno delle aree urbane, delle aree dove noi ovviamente frequentiamo, cercare di tenerle a un livello che siano sopportabili, quindi cercare di ridurre la presenza di siti, di luoghi dove queste possono riprodursi in quantità molto elevate. Insomma, non torniamo ai tempi delle buone vecchie paludi che sono state bonificate, che poi lì c'era anche la malaria, se abbiamo avuto anche la malaria. Io devo prendere la telefonata. Pronto, buongiorno. Dario di Trento, buongiorno. Buongiorno Dario di Trento. Lì non avete le zanzare da Trento? Troppo freddo? No, ma ormai le abbiamo lasciate tutte a voi in Italia, le zanzare. Perché io penso alle vipere sempre più rare, noi pensiamo alle vipere sempre più rare e anche al rispetto delle zanzare. Voi in Italia non siete capaci di rispettarle le zanzare? Noi rispettiamo le zanzare, ma pensa un po'. No, sentivo anche i discorsi dei dottori, l'emergenza sanitaria, le categorie a rischio, le categorie a rischio, noi qui in Trentino le trattiamo, abbiamo un antidoto. Noi inoculiamo il tarlo del dubbio. Allora, oggi la sento polemico. Allora, gentile telespettore Dario da Trento, io penso che le zanzare ci siano anche nella provincia autonoma di Trento e anche in Sud Tirolo, dappertutto, ahimè, vero caro entomologo? Sì. Mi dica, al Polo Nord le troviamo, al Polo Sud? Ma allora, le zanzare, ci racconti, le zanzare le ci troviamo, sono in Trento, in Trentino, anche in Siberia le troviamo. Ecco. Ovviamente troviamo le zanzare che si sviluppano in brevi periodi dell'anno quando ci sono gli scioglimenti delle nevi, i ghiacciai. Se pensiamo al Trentino Alto Adige, è interessato dalla presenza di zanzara tigre, anche la provincia di Trento, ma anche di zanzare nuove che sono state recentemente introdotte, quale la Aedes coreicus, che è una zanzara coreana che è stata segnalata a Belluno nel 2011, e recentemente, allargandoci nel nord-est, in tutta la zona della Carnia, è arrivata anche l'Aedes japonicus, una zanzara giapponese, che è stata segnalata l'anno scorso anche in provincia di Belluno, e l'abbiamo trovata a 1300 metri di altezza, e le cui larve si sviluppano all'interno di acque con temperature prossime allo 0 gradi. Quindi diciamo che questo ne dimostra il fatto che le zanzare hanno un'elevata capacità di adattamento, e per ogni tipologia di ambiente e territorio poi troviamo la zanzara che è in grado di colonizzare e diffondersi. Non è che a Trento si possa dormire nudi, ti punge il sedere lo stesso. Al freddo gli fa un baffo, c'è la zanzara da freddo, la zanzara tropicale, c'è una zanzara per ogni stagione, per ogni gusto, insomma, a seconda dell'ora in cui ti rechi nel tuo giardino o della città dove tu possa vivere. 049 49 06 054. Allora, dottoressa Luciano, gli anziani e le persone in condizioni di fragilità vanno protette maggiormente, quindi le informate anche su, ad esempio, il rischio delle punture delle zanzare, sul rischio che corrono nel magari uscire nelle ore più calde. Date qualche voglio dire, supporto oltre all'informazione, cioè le fornite magari di qualche strumentazione particolare? Sono state l'informazione e diciamo la dottoressa Bellè è la responsabile
del piano, in quanto fa parte del Dipartimento di Prevenzione, che ha curato appunto tutta la comunicazione verso l'esterno, quindi con l'informazione. Sono state elaborate delle brochure che all'interno diamo informazioni. Quest'anno abbiamo fatto una brochure un po' particolare, non solo esclusiva come abbiamo fatto anche gli altri anni, legata alla problematica caldo, ma abbiamo messo le informazioni per le zanzare e altre informazioni utili, con semplici indicazioni per la popolazione possono con l'informazione, e divulgandole con i normali canali della comunicazione e anche attraverso gli uffici URP, attraverso le farmacie, attraverso i medici di medicina generale, ecco, per dare capillarità a tutta la popolazione. Quanti anziani più o meno, perché poi dire anziana una persona che ha 65 anni, che è ancora sul posto di lavoro, che è dura, è così, probabilmente cambieremo anche questa versione, diremo anziano a 75, perché insomma siamo ancora in età produttiva lavorativa, quindi non si sa. Quanti anziani più o meno avete coinvolto? Quanti anziani andate? Noi abbiamo fatto, la dottoressa abbiamo richiesto... Noi abbiamo stampato un 30.000 depliant, praticamente delle brochure complete, dove, a parte l'informazione sul caldo e quindi come difendersi, l'informazione per difendersi appunto dalle zanzare, anche sull'alimentazione corretta da seguire durante il periodo estivo, come difendersi dal sole, e quindi l'uso dei protettivi, il cappello, anche le creme solari, e queste stanno per essere poi dopo magari troviamo i vari canali, vive con la sua moglie, la moglie con e si parlano, quindi magari si spera anche così si risparmia un po' di carta. Noi abbiamo circa 33.000 ultra 75 anni, oltre 60.000 ultra 65 anni. Allora noi ci lasciamo con questa informazione, perché devo andare in pubblicità. 049 49 06 054. Ribadisco che l'Italia è composta da tante regioni e anche dal Trentino Alto Adige e anche dalla provincia autonoma di Trento. Se volete telefonarci, abbiamo qui a disposizione i nostri esperti. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 049 49 06 054. Io ringrazio l'entomologo che mi vuole fare un bel cadeau, come dicono i francesi, mi vuole regalare una vaschetta con dentro tutte le larve. Non riusciamo a farvele vedere, ma sarebbe interessante, e io lo ringrazio. Faremo questo esperimento scientifico oggi di questo cadeau. E c'è una telefonata, mi dicono i colleghi della regia. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Pronto? Sì, buongiorno. Pronto? Signora. Siccome che lo sto guardando e lei sta parlando, pensavo che non mi stasse ascoltando. Ha capito? Vada signora, con la domanda. Ecco, e il discorso è questo, che voi state parlando delle larve, di tutti gli insetti. Io ho 2 giardini enormi da guardare. Le larve insetti prima di tutto. Io bagno la mattina al giardino all'orto alle 6:30, perché adesso c'è il sole e si va bene. Comunque cominciano già da allora, non è colpa. E la colpa è dei fossati dei comuni, che sono trascuratissimi, che c'è la fognatura che corre, e che è inutile idratare i cittadini di tutti questi repellenti che non fanno bene sulla pelle. Bisognerebbe qualche volta, non sempre dire l'aiuto ai cittadini, cominciare un po' dall'alto, al di sopra del cittadino, al di sopra quelli di quelli che dovrebbero fare, i tombini che devono essere puliti, le strade che c'è un'erba che fa schifo. Guardi, mi scuso, ma veramente... No, ma posso chiederle quale provincia ci sta chiamando? Un sassolino dalla scarpa.
e le auguro una buona Scusi giornata. signora, da quale provincia del Veneto ci sta chiamando? Io la sto chiamando, guardi, mi metto a rischio, la sto chiamando da Codogne in provincia di Treviso. Vabbè, e allora tiriamo le orecchie all'amministrazione, alla provincia di Treviso, sì, brava, così mi vediamo tutti ecco, e che due se magari, vabbè, ci perché ho tiriamo, reclamato con voi. no, magari la tiriamo un po' le orecchie e magari se sentono la trasmissione si chiedono, magari, giusto? Mi sono messa nei guai. Ma va là signora, neanche sappiamo niente. 049 49 06 054, grazie per il suo intervento, effettivamente la signora ha ragione, ci spruzziamo, facciamo questo effetto pioggia, poi dopo però intorno abbiamo, però voi no, perché voi siete progetto pilota, dottoressa, quindi voi alzate le mani, virtuosi, molto virtuosi. Senta, quindi voi fino a quando andrete avanti, perché quindi avete fatto le prime diciamo iniziative ad aprile, marzo-aprile, poi dopo maggio è piovuto, adesso cosa fate? Ancora antilarvale? Ancora... certo, continuano gli interventi di antilarvale che hanno una loro cadenza stabilita e si cerca di ritagliare e di far fare gli interventi adulticidi solo in casi eccezionali, cioè quando ci sono delle problematiche sollevate e che vengono anche misurate in qualche maniera. Come fate a misurare? Avete le trappole, vero? Beh, certo, ci sono tutta una serie di trappole che sono state messe sia dall'Istituto Zooprofilattico sia dalla nostra azienda e con la raccolta periodica delle zanzare e anche vengono esaminate per vedere appunto se all'interno c'è il virus, per sapere se le zanzare catturate sono o meno portatrici del virus. Come sta andando adesso? adesso? Le catture ci sono. Copiose. No, dipende dalle zone. Il virus ancora non è stato bene, trovato, questa mi sembra un'ottima notizia, no? Per il momento. E speriamo anche di non trovare altre cose tipo dengue, chikungunya, perché il nostro amico viaggiatore, per voi anche dell'uso di Rovigo date anche tante informazioni, no? Certo, sì. Fate attenzione quando viaggiate, perché se no vi portate a casa un problema per gli altri. Perché entomologo, se io ho portato a casa, sono stata appunto da una zanzara un po' particolare che mi ha iniettato un virus di un certo tipo, se mi punge una di quelle che sono qua, inizia una catena di Sant'Antonio? Certamente no, allora infatti noi adesso ci siamo focalizzati sulla West Nile dove l'uomo è un ospite cosiddetto a fondo cieco perché è una malattia che interessa per lo più gli uccelli, il virus della West Nile, ma dobbiamo considerare anche tutte quelle malattie che ci portiamo attraverso viaggi dengue e chikungunya, dove l'uomo è serbatoio, nel senso che l'uomo se torna a casa infetto dalla malattia, quindi in fase viremica, che ha la febbre, quindi che è ammalato ed è un periodo di attività anche delle zanzare, in particolare della zanzara tigre, si può creare un circolo di trasmissione autoctona di questa malattia e pertanto il rischio è abbastanza elevato, tanto che la Regione e le aziende sanitarie hanno dei protocolli che nel caso in cui vengano segnalati dei casi importati si attivano delle procedure di disinfestazione straordinarie attorno al sito di residenza della persona che è tornata dal viaggio. Quindi insomma fate sempre attenzione perché oltre a portare i souvenir vi potete portare anche dei souvenir impattanti per la società. Abbiamo avuto dei casi di chikungunya nel Lazio, nell'Emilia Romagna, poi abbiamo visto anche la bambina poverina, vi ricordate l'anno scorso in ospedale, tra l'altro mi pare a Trento. Ecco perché volevo ricordarlo, dove è stata poi contagiata dalla malaria. Quindi diventa sempre molto difficile perché poi noi siamo esploratori, la zanzara pure arriva con i copertoni, senza i copertoni, è molto complicato. Allora, dottoressa Lucianò, quindi dia delle rapidissime informazioni basiche per chi è a casa. Quindi sappiamo che non bisogna mettersi al sole, non mangiamo come se fosse inverno, vero? Coprirsi adeguatamente, non esporsi al sole nelle ore di punta, l'alimentazione, bere molto e soprattutto anche mantenere un microclima adeguato, quindi attraverso anche il corretto utilizzo dei condizionatori o dei ventilatori. Quindi anche all'interno della stessa abitazione, negli spostamenti, ecco, da un ambiente diciamo
refrigerato rispetto ad un ambiente, coprirsi per evitare questi sbalzi di temperatura. E allo stesso modo l'indicazione che diamo, qualora si sono esposti al sole, dovessero ravvisare malessere, sintomi, di rivolgersi direttamente al medico di medicina generale, oppure se la situazione, diciamo, è più, si ravvisa una situazione più importante, rivolgersi al 118, il quale poi, che anche la centrale operativa 118 è coinvolta nel piano attraverso dei criteri rilevati appunto dalla stessa centrale, che riguardano l'età, l'abitazione, diciamo, le modalità, attraverso appunto tutta una serie di domande legate a questi criteri di base che loro hanno definito. Possono eventualmente inviare un'ambulanza a casa della persona, oppure possono attivare la COT per qualora la persona non può continuare a stare a domicilio, a ricercare una soluzione tra le risorse attivabili che abbiamo detto prima. Il tutto è coordinato, diciamo, dalla centrale operativa 118. Ripetiamo, dalla 5 Polesana, e quindi insomma siete supportati da un team poi di esperti, non c'è mai solo una persona che lavora. Senta Margherita Bellei, in questo progetto di controllo delle zanzare dell'U5 Polesana, quindi è un progetto al quale state lavorando in maniera importante e lo portate avanti tutto l'anno, non vi fermate mai, cioè è un progetto che segue una stagionalità? Segue la stagionalità, nel senso che gli interventi dovrebbero sempre iniziare intorno al mese di marzo e poi protrarsi fino a settembre-ottobre, dipende sempre dalle temperature, perché se dovessero diventare delle stagioni sempre più lunghe, queste stagioni calde, è evidente che bisognerà protrarle più a lungo, cioè è proprio la condizione climatica che determina la necessità o meno di fare degli interventi. Questo allora lo sappiamo bene. Senta, io devo chiudere, ma Simone Martini, ma se zanzare che sopravvivono fino a dicembre, perché poi la stagione è lunga, ma quanto vive una zanzara? Allora la zanzara ha una vita media di 3-4 settimane, a parte quelle zanzare che sono responsabili del superamento della stagione invernale, quindi che possono tranquillamente vivere anche 4-5 mesi. Ma chi sono queste qui? La zanzara comune, la nostra classica zanzara notturna, mentre la zanzara tigre non passa l'inverno come adulto ma come uovo, quindi d'inverno difficilmente potremo trovare adulti di zanzara tigre. Vabbè, io ho letto che da una zanzara mamma nelle varie percorsi se ne generano 200 milioni. Sì, mia. Potenzialmente hanno un'elevata... Una 200 milioni. D'altronde una femmina può deporre centinaia di uova e quindi il ciclo di una settimana, pensiamo da aprile a ottobre, la capacità che poi hanno le zanzare potenzialmente di riprodursi. Andremo tutti a vivere a Trento, ci dice il telespettatore che non ce ne siano. Io ringrazio davvero molto Simone Martini, consulente entomologo dell'U5 Polesana, per essere stato con noi. Ringrazio davvero Margherita Bellei, dirigente del servizio di unità operativa semplici di promozione salute e screening dell'U5 Polesana, e ringrazio Domenica Lucianò, direttore funzione territoriale dell'U5 Polesana. Grazie a tutti coloro che hanno chiamato, vi abbiamo dato delle informazioni. Chi ci ha seguito da casa, ore 13, torna domani. Arrivederci.